Per la serie Incontri con gli autori, oggi Leonardo incontra il padre di Giulia Cecchettin qui al Palacongressi. Sì, oggi in realtà è un incontro con l'autore molto speciale, perché più che un autore incontriamo un papà, il papà di una ragazza di 22 anni vittima di un efferato femminicidio che ha lasciato un solco profondo nelle anime di tutti noi, e lo incontriamo proprio per raccontare una mattinata di emozioni, emozioni che emergono dal libro che i nostri ragazzi del biennio hanno letto, che hanno elaborato e che oggi sono certa esprimeranno al meglio. Emozioni che può suscitare in noi adulti che ci medesimiamo nella figura di un padre che perde una figlia in questo modo, ma soprattutto nell'ammirazione di un uomo che ha fatto del dolore una opportunità di riscatto sociale, nel senso che dal dolore è riuscito a creare qualcosa che si perpetuerà nel tempo per aiutare e sostenere le donne vittime di violenza, ma soprattutto per promuovere la cultura del rispetto. L'anticipazione della giornata del 25 novembre. Il 25 novembre, per noi la giornata del 25 novembre ormai si è dilatata ad un mese, perché già l'8 novembre abbiamo iniziato incontrando l'ufficio che cura gli uomini maltrattanti, quindi abbiamo riflettuto con psicologi e psicopedagogisti sul senso della violenza, del possesso. Oggi stiamo lavorando su questo testo. Il 25 i nostri ragazzi sono stati invitati ad esprimere parole che in qualche modo sono collegate a questo fenomeno della violenza, parole che devono lasciare però dei messaggi, e stanno lavorando all'interno delle classi. Il 28 saremo in collaborazione con alcune associazioni del territorio, sempre per promuovere azioni di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Oggi ad Agrigento qui con i ragazzi dell'Istituto Leonardo, ecco, che messaggio lanciare alla vigilia del 25 novembre? Sicuramente un messaggio di amore e di speranza. Noi ci ispiriamo a Giulia, che era l'incarnazione dell'altruismo e della bontà, e su questo abbiamo fatto una fondazione ed è quello che portiamo ai ragazzi. Il suo libro Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia, cos'è che ha imparato da sua figlia? Ho imparato a lasciare andare le cose che fanno male, le cose che non sono necessarie e che magari ti danno solo turbamento interiore, a concentrarsi sul bene che produce valore e affettività. Cosa si può fare di più? La politica può fare qualcosa per arginare questo fenomeno, questa violenza? Tutti possiamo fare di più, chi può contribuire attivamente anche alla politica sicuramente, cercando di stare vicino ai cittadini e cercando di capire il fenomeno di questa violenza, e magari aiutando le associazioni e le fondazioni che vogliono fare qualcosa. Ho reso conto di questo giro che lei sta facendo nelle scuole proprio per parlare di questa violenza alle donne. Quali esigenze, che cosa emerge da questo incontro? I ragazzi hanno voglia di confrontarsi, di tornare a parlare, quindi diamo loro l'opportunità, ascoltiamoli col cuore aperto, cerchiamo di capire quello che loro hanno desiderio di dirci, e assieme cerchiamo di costruire la strada per il futuro.